messaggio è che non importa di dove si è, se nati a Venezia o no a Venezia, ma questa città deve avere un futuro con residenti e servizi, la città completa e non da periferia della terraferma. Sembra protestare contro una città che si deve andare a sflaceo. I negozi storici si devono cerrare tutti, non si sa chi compra perché dentro più dei cingaesi e di gente straniera non c'è. Si deve perdere la colonna vertebrale della città, se ne sta andando. Questo è il senso di tutto questo, cioè la cittadinanza veneziana, i cittadini veneziani vedono che stanno perdendo la loro venezianità. Automaticamente subentra il problema che viene spopolare anche a Muran per il semplice fatto che l'ambito produttivo che c'è sempre stato i muranesi e quando che non c'è più il sistema del vetro automaticamente il negozio veniva un pochettino in pacottiglia e i muranesi andavano fuori dei scatole, diciamo non si dice proprio dei scatole perché gli altri ormai siamo un peso. Perché ormai se tutto in mano ai turisti e basta, si vive solo di turismo di massa che uccide la città e porta poco benessere, solo un poco di grana per pochi, però per i cittadini che abitano assolutamente no, io diciamo proprio veneziani, se siamo rotti veramente le scatole di tutto questo casino. Che questa città si è svenduta a peso di una prostituta da 4 soldi. Mi sono circondate bed and breakfast, che sarebbe becchi e bastonai, no? La nuova dicitura. Ma dappertutto, Io non posso più dormire, che c'è? L'albergo a Manche fa un casino 24 ore su 24. Da quest'altra parte, ha messo su una pompa di calore, casino 24 ore su 24. Sotto il mio studio, io devo fare un bed and breakfast, io non posso più dormire. Sono isterico, mi toccherà suicidarmi davanti al sindaco o non so cosa da fare. A volte verrebbe voglia di andare via, ma si resta per pietà e per amore di sta città. Diciamo che di solito accettiamo un po' passivamente le cose, vabbè passerà, faremo, diremo, invece è ora di agire. Le cose bisogna farle adesso, farle subito, farle bene in fretta.